e come spazio la rubrica settimanale di Gnovis dal Monte. E scominci in questo appuntamento con Gnovis dal Monte, dai Pirineus francesi, dove ai 23, 25, dai 22 ai 23 di giugno sono stati ricordati 85 anni dalla catastrofe di Sur e 20 anni dall'associazione Ricordate su Aventua di Sur. L'obiettivo è che li tenga ferme la memoria di una tragedia succedute durante la costruzione della diga di Sur dai 24 di marzo del 1939, quando una tampiessa di neve butta Iulis Barachis dai operari, causando la morte di 31 persone, di questi svota ieri in Furlani, Umberto Braida di Travessa, Aurelio Del Fabbro e Giuseppe Giampaoli di Pagnà, Ercole Gregoruti di Chiassà, Vincenzo Pezzetta di Buie, Settimo Servosini di Tresesin, Vincenzo Tassan Caser di Davian e Carlo Zat, nasciuto a Zuri di genitori di Chianive di Pordenon. Alice celebrazione il Friuli li rappresentati qualche componente del Fogolar Furlan della Boscogne, da il presidente Italo Scaravetti, il Fogolar Furlan de Boscogne si unisce con gli sfamesi dai Moars, con l'associazione Ricordate e che altri che di tanti anni hanno creato la memoria di che tragedie. La Boscogne storica non ha mai avuto queste sconfinze, il nesso di Fogolar rappresenta chi la vicinanza, ma in più di che rappresenta in l'ente Friuli, Talmont, un erede di solidarietà di noi che hanno scognuto la fu dall'Italia, non dismente indidi che Prince in Francia, infatti suo durante Algeri dal 2021 statue commemorative dall'emigrazione furlane, dal Friuli ieri anche Claudio Petris che si è chiatato con i componenti dal Fogolar, che di loro all'era anche Laurent Spangheron dai famosi Fradis giuadors di rugby che hanno fatto la storia dalla Valle Lunghe francese, originari di Tresesin. E si sposti in Cumò a Spilimberg, dove che scomincia da lunis l'edizione numero 13 dal corso di introduzione all'arte al mosaico che ha tirato in regione 11 fantasi di Venince Furlane, ribassa di Argentina, Australia, Brasile e Uruguay per imparare gli sfondi dall'arte musive alla scuola mosaicisti del Friuli. Il progetto, voluto dall'Ente Friuli Talmonte, finanziato dalla regione, e vedrà i fantasmi dove studiare e fare lezioni pratiche, ma anche la in visita sul territorio regionale per scoprire la storia e i lux dai loro avons. L'inviamento del corso è stato salutato dal presidente della scuola mosaicista del Friuli Stefano Rovison e dal new presidente dell'Ente Friuli Talmonte Franco Jacob. Allora, buongiorno a tutti, sono qui alla scuola mosaicista del Friuli a Spilimberg. Io sono il presidente Stefano Rovison e siamo qui con il presidente dell'Ente Friuli del Mondo Franco Jacob e con i nostri giovani e giovani soprattutto che vengono un po' da tutto il mondo. All'Etacat il 15° corso organizzato dall'Ente Friuli del Mondo in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Servizio Lingue Minoritarie e Corregionali all'estero, e questo permetterà a queste ragazze di imparare questa arte antica che caratterizza un po' tutto il nostro territorio. Bene, intanto benvenuti in Friuli. Mandi, ecco, dobbiamo imparare il Mandi, quindi già un buon segno, ma impari anche un'arte antica dal Friuli, che è l'arte del mosaico, grazie alle scuole mosaicisti di Spilimberg, che da tanti anni si portano in avanti questa tradizione. E così le pandi al mondo. L'importanza di queste attività è chiaramente che di portare qui in Friuli i giovani, dai focolars, dai giovani che vengono dai tanti paesi in cui l'immigrazione furlana è elevata e che voi potete tornare qui e anche imparare un'arte importante quale è il mosaico, oltre che insomma mandi insieme tutti. Mandi. E io non si saluti, vi salutano domani sempre a stesse ore. Mandi e buone serate.